Ancora un sold out, un tutto esaurito al Pala Pineta di Lignano Pineta, al litorale adriatico udinese, per l'8° appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino 2022. Ospite una delle più influenti scienziate italiane, Ilaria Capua, già direttrice dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie alle porte di Padova e oggi ai vertici di un prestigioso centro dell'Università della Florida, Stati Uniti. Nel libro che ha presentato a Lignano, Il coraggio di non avere paura, la pandemia vista da una stella, l'autrice analizza la pandemia, come è stata affrontata e valutata, ma soprattutto cosa ci ha insegnato la terribile esperienza degli ultimi anni nel rispetto degli altri, i cosiddetti fragili in particolare, e delle norme sanitarie. La Capua traccia una breve storia dei vaccini e sostiene che l'obiettivo a questo punto della nostra storia, pur con l'ancora incombente incognita delle sottovarianti del Covid-19 e di nuove minacce come West Nile e vaiolo delle scimmie, resta alla ricerca di un nuovo equilibrio che ci consenta di aprire gli occhi verso la realtà modificata dagli eventi più recenti, con il coraggio, sottolinea, di fare autocritica. È un distillato di pensieri inframmezzati ad articoli che ho scritto per la stampa nazionale, che vuole spiegare alle persone il perché di certi ragionamenti, perché io ero una persona informata sui fatti, nel senso che per tantissimi anni della mia vita ho lavorato e ho studiato i virus prepandemici e quindi quando è arrivato il Covid-19, diciamo, io me l'aspettavo. Spero con questo libro di riuscire a fare comprendere determinate prospettive e determinate lezioni che abbiamo imparato dal Covid per guardare a un futuro con una salute più efficiente, migliore, che riguardi anche l'ambiente ed il sistema nel quale viviamo, una salute circolare.